Agivano sulla tratta Catania-Tremestieri-Etneo e la loro passione erano le farmacie. 6 ne hanno rapinate. Il modus operandi di Rosario Sapia e Simone Sedici, pregiudicati di 42 e 21 anni, era sempre lo stesso. Puntavano l'obiettivo, coprivano i volti con cappelli di lana e pistole alla mano e entravano all'interno degli esercizi. Il tutto si consumava in pochi istanti. Dammi i soldi o sparo, si rivolgevano così al farmacista di turno che, minacciato, era costretto a consegnare il denaro in cassa e come fulmini si dileguavano col bottino in tasca. L'attività investigativa degli agenti della squadra mobile, coordinati dal dirigente Antonio Salvago, ha permesso di ricostruire la dinamica di tutti i colpi messi a segno dai due rapinatori, che adesso sono in carcere. In 2 casi hanno agito in coppia, mentre gli altri 4 hanno visto in azione solo Rosario Sapia. Proprio lo scorso novembre hanno assaltato una farmacia di Viale Vittorio Veneto a Catania, ma il loro piano fallì perché entrò un poliziotto libero dal servizio. Calci e pugni, ci fu una colluttazione che non lasciò scampo ai 2 rapinatori che furono identificati.